Ehi, Biodu, vieni qua. Bella, come sta parlando? Io sogno che un euro da siccia. Guarda, guarda. Io che bello colpito che hai. Non toccare, non toccare. Io che fa? Baccamo quando vuoi. 30 euro. Quando? A te pare che sogno ananas. Scalacci i prezzi, belli, che a casa può fare in questo periodo. Dai, vedi? Avanti, forza, chiamiamo, va. Non è là a casa. No casa, no casa. Sindaco non vuole. Andare macchina. Che la macchina, a me però la carina. Andare. E va bene, va, che mi fa? Amonino. Adidi, dio. Ogni giorno squarciagola canterò, come prima via di prima tornerà e farà felice tutta la città. Riapriremo tutte quante quelle stanze che un di furono di via delle finanze. A chi Dio Totò, a chi Dio Totò, a chi Dio Totò, ogni giorno a squarciagola canterò. Se sei dalla nostra parte allora dillo, torneremo ad occupare San Berillo, nel quartiere più importante torneremo ed insieme a squarciagola canteremo. A chi Dio Totò, a chi Dio Totò, a chi Dio Totò, ogni giorno a squarciagola canterò. In via Coppola il quartiere generale, un bordello nel bordello ci sarà, notte e giorno per intere settimane, canteremo insieme a tutte le puttane. A chi Dio Totò, a chi Dio Totò, a chi Dio Totò, a chi Dio Totò. Se veramente siamo catanesi, non possiamo chiudere gli occhi di fronte allo scempio che ci hanno messo davanti le precedenti amministrazioni. Se veramente siamo catanesi, non possiamo permettere che un quartiere commerciale e di scambi culturali muoia a causa di persone insensibili ai problemi della società. Se veramente siamo catanesi, dobbiamo reagire con un atto di forza cambiando pagina, perché San Berillo ritorni alla luce, perché San Berillo ritorni al suo originario splendore, perché San Berillo, perché, basta con tutti questi perché, vota con fiducia Rifondazione San Berillese e anche tu potrai cantare a squarciagola il nostro inno che significa libertà, libertà, libertà. Qualche politicante del nord dice io ce l'ho duro e io ci rispondo io ce l'ho durissimo e se non sposo mi viene volchite. A chi Dio Totò. Ogni giorno a squarciagola canterò. Adidi, dio. Siamo qui con Tony Ranno, responsabile degli studi SEA, bassista dei Beans, nonché produttore di questo disco. Sei dicendo a giro che hai Vizirsciani, ma quando te ne accorgiste si era così? Da sempre, quando avevo già 4 anni. E quando pensaste che ci poteva nascere Macaro Varagno? Nel lontano 1969. Ah, dei tempi dei Beans. Beans? E chi c'entra la fasola, la fasedda? Chi è perché sogni i paghi? Sì. No, ci sta provando. Ma perché stai ridendo? Non lo sai che è la fasedda? La fasella? Diciamo che... Ah, andiamo a morire. No. E da tempo che non c'erano sordi. Ma con Morgia come scincisti? Lo pagai. Ah, pure Rido pagaste. E quanto c'eraste? E chi se lo ricorda? Ma quanto giri ti facesti? Che il 35... No. Un 70... 78 giri, vedi? Ma almeno ti divertisti, no? No. E va bene, va, non ti mungere giusto ci rivedo. Ci passavo, pensiamo ora. E picciotte ora. Quanto ci costa? Dipende da dove lo fai. Se lo fai qui alla Sea Musica, gratis.
Certo, si vede che sei un uomo ranne. Scusami, ranno. E sti carusi e due che ne pensano? Ma che sono rimasti contenti, ci chiedono le foto, le cartoline. Eppure ti posso dare una... No, no, a me a lei non mi dare niente. Adesso vi E date certo, lei. ma prima che pensi da pubblicare. No, no, no. Uno più giovane, forse. A proposito, ma ce l'hai 4 amici tuoi da presentarmi? I nomi, Carmelo Morgia, Folletto, Alex, Magri. Sì, vabbè. Ma proprio che pensa? Che ti pare che non hai avuto mai acqua e saia? Ma magari mi dicevi brigantine. Pensierino ci potevi fare. Ma a proposito, ma questo disco che ci sta fanno fare a ste brigantine, ma univo fare rienno. In tutto il mondo? Comunque, torna a Metavizi. Non pensi si rivicciarieddo? No. Ma, rifrate e suoro, ma dopo tutto sto giavaglio che brigantine, ma come ti senti? Stanco ma soddisfatto. Abbiamo intervistato l'uomo ranno, più che un produttore, un protettore, dalla Sea Musica, Giusy Spatola. Nel corso di una brillante operazione i carabinieri della compagnia di Acireale hanno tratto in arresto i crani fallici dei brigantini. I militari dell'arma notavano i fallici che, con fare sospetto, si accingevano ad assalire una motoape carica di angurie di profumo, semi esenti. Le manette scattavano ai polsi dei componenti dell'affiatata banda che successivamente venivano condotti in prigione. Gaetano Rizzo, Acireale.